Lecco parte bene sul campo della Feralpi Salò, minuto numero 5, Bolzoni in becca Danna in sospetta posizione di fuorigioco, l'attaccante bluceleste scappa alle spalle della difesa, serve Magni, conclusione di prima intenzione del 10 bluceleste, bella parata di De Lucia sulla sua destra. La Feralpi comunque si fa valere e riesce a costruire anche questa buona occasione, anzi direi un'ottima occasione sull'imbeccata di Carraro per Dorazio, fascia di sinistra, gran staffilata con il piede mancino. Safaricas forse tocca, forse no, palla che comunque colpisce la traversa. Ancora Dorazio, questa volta col destro su calci punizione, però non trova la direzione giusta. Lecco che passa, minuto numero 39, Galli, cross al centro, Merli Sala sfrutta i blocchi e con la sua solita incoccata di testa mette la palla là dove Victor De Lucia non può decisamente arrivare. Apprezziamo dal replay lo stacco in anticipo di Merli Sala nella zona del primo palo e la girata perfetta sul secondo. Lecco che chiude in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa non succede veramente nulla per almeno 23-25 minuti, poi Ceccarelli dalla distanza, Mancino decisamente lontano dalla porta difesa da Bertinato. Nel frattempo subentrato a Safaricas. Lecco che soffre, cambia tanto mister D'Agostino. Ceccarelli, cross al centro, conclusione sporcata, Merli Sala si immola su questa conclusione ravvicinata, poi De Cenco col mancino, Bertinato respinge alla sua destra, perfeziona Nesta il disimpegno difensivo. Ecco che mostra qualche scricchiolio e alla fine cede. Cross dalla fascia di destra, De Cenco anticipa nettamente Merli Sala, la palla va esattamente dove l'aveva messa il 19 bluceleste e De Cenco, insomma, dopo la tripletta segnata con la maglia del Pontedera, si conferma bestia nera dei blucelesti. Ecco che comunque non riesce neanche a tenere il pareggio, Capoferri si fa prendere alle spalle, palla al centro per libera e palla piazzata sul secondo palo dove Bertinato decisamente non può arrivare.